Esattamente come un anno fa inauguriamo la puntata sulle vendemmie in Friuli Venezia Giulia con la collaborazione anche di Paolo Valdesolo. Siamo in compagnia dell'assessore alle politiche agroalimentari Zanier, che ringraziamo, assessore, per essere venuto qua con me a inaugurare queste due puntate di Friuli Economy. E che situazione, assessore, ha trovato per il settore vitivinicolo in Friuli Venezia Giulia? Ma allora, innanzitutto diciamo che è un settore tra i più strutturati che ci sono in Friuli Venezia Giulia. È un settore che nel tempo ha fatto dei passi in avanti molto importanti. È evidente che comunque ci sono ancora delle possibilità di miglioramento e anche di competitività da poter migliorare. Ecco, quali lei ha individuato in questi mesi, da quando è iniziato il suo mandato, ricordiamo da pochi mesi? Ecco. Guardi, la cosa principale è quella che oggettivamente noi abbiamo una necessità impellente di riuscire a qualificare l'intera produzione del Friuli Venezia Giulia come una produzione di qualità. Questo perché così darà in modo indiretto a tutti i produttori che sono nella nostra regione la possibilità di agganciarsi a un brand che identifica un prodotto. L'altra è che chiaramente per riuscire ad ottenere risultati in un mercato così competitivo come quello di oggi c'è necessità di trovare forme di aggregazione, e questo è indubbio, forme di aggregazione sulle scelte ma anche poi su quelle che possono essere le chiusure delle filiere, che troppe volte non avvengono in Friuli ma avvengono in altre regioni, e questo è un disvalore per i nostri produttori. Ecco, partendo dal brand, lei sta parlando di un brand unico che qualificherebbe tutti i produttori vitivinicoli friulani, del Friuli Venezia Giulia, mi scusi, che cosa pensa di fare? Qual è la sua idea? Ma guardi, noi oggi nella realtà, per quello che riguarda il settore vitivinicolo, stiamo vendendo principalmente dei brand aziendali oppure alcuni prodotti che sono agganciati anche a linee di distribuzione non nostre, penso al Prosecco. Quindi tanti brand, diciamo. Tanti brand. Nella realtà l'idea dell'amministrazione, che è molto più generale rispetto al settore vitivinicolo, ma va a comprendere un po' tutte le realtà, i settori all'interno della regione, è quello di riuscire a identificare il Friuli Venezia Giulia come luogo di produzione di qualità, come luogo dove si può fare anche turismo di qualità, turismo slow, turismo interessato. Per questo abbiamo anche scelto di fare una promozione unica di turismo e agroalimentare, perché se riusciamo a qualificare questa idea che il Friuli Venezia Giulia nel suo complesso sia una regione virtuosa, una regione dove si può trovare qualità e buon vivere oltre che buone produzioni, questo indirettamente aiuterà tutti i produttori che possono dire io sono del Friuli Venezia Giulia, questo è evidente. E quali sono i passi concreti che farete in questo senso, magari già che il pubblico potrà apprezzare nei prossimi mesi in questo senso? Ma guardi, io in questo momento penso ad esempio al settore vitivinicolo, dove il passo fondamentale è quello di chiudere in tempi brevi quelle che sono le vertenze ancora aperte rispetto ai prodotti. Penso alla ribolla, quindi qui bisogna chiudere la vertenza entro il mese di settembre. In che modo, secondo lei, assessore? Ma guardi, ci sono tutte le condizioni, perché ho visto che nella realtà, al netto di posizioni forse un po' più rigide, vedo che i produttori hanno capito la necessità di far presto e si stanno avvicinando. Stiamo ormai discutendo di questioni prettamente tecniche, di numeri, che se li riportassimo qui sarebbero incapibili per la maggioranza degli ascoltatori. Nella realtà l'idea è chiara ed è quella che bisogna arrivare a una definizione per poter partire poi con la promozione del prodotto e la vendita specialmente del prodotto, che non deve rimanere nelle cantine ma deve andare sugli scaffali ed essere acquistato. L'altra operazione, questa sì, che richiederà un tempo maggiore, è quella anche di fare una seria valutazione rispetto al vigneto Friuli Venezia Giulia, sì, ma nello specifico a tutto il vigneto Friuli, se oggi esiste la possibilità di iniziare un percorso per definire la creazione di un vino territorio. Oggi non c'è. Noi abbiamo c'era forse il Tokai poi friulano, ma si sta un po' perdendo, allora dobbiamo capire se questo può essere recuperato oppure se c'è necessità di fare un investimento a lungo termine. Non parlo di 1 o 2 anni ma di 5-10 anni. Se guardiamo in giro per l'Italia e per il mondo si è venduto il territorio, non certo la varietà del prodotto che si andava a produrre. Ma lei in questo vino territorio identificherebbe un vino in particolare oppure a questo punto
tutte le tipologie di vini che vengono qua prodotti? No, potrebbe essere paradossalmente anche un blend, però deve essere scelto in maniera univoca dalla generalità dei produttori che devono crederci, e noi possiamo proporre. Ovviamente se poi non ci sarà questo tipo di risposta non la potremo imporre. Certo è che se penso alla Francia, lo Champagne identifica un territorio, il Bordeaux identifica un territorio, penso a vini della Toscana o a vini del Piemonte, il Barolo identifica un territorio, ma non è il vitigno. Noi troppe volte ci siamo forse puntati solo sul vitigno, e oggi abbiamo grandissimi vitigni anche internazionali che però difficilmente possono essere portati sul mercato se non attraverso il brand aziendale, e a questo punto viene un po' a mancare quell'idea generale di regione qualitativamente importante. Bene, Assessore, seguiremo allora anche nei prossimi mesi gli sviluppi delle politiche, delle iniziative che lei ha tracciato. Intanto la ringraziamo e adesso andiamo a vedere le previsioni meteo di Marco Virgilio, e poi iniziamo le interviste qua nell'azienda di Pietro Pittaro con Calzavara e con l'enologo Stefano Trinco. Grazie ancora, Assessore. Grazie a voi. Buon lavoro. Grazie. Buonasera, dunque questa estate è stata più calda della media, il riassunto finale la vede anche un po' meno piovosa della media. Agosto è stato un mese estremamente caldo. Cosa succederà nei prossimi giorni? Tra poco inizia settembre. Allora, questi gli scenari di lungo termine, gli spaghetti che ci mostrano la fase attuale di temperatura sopra la media, ma è in vista un periodo di maggiore instabilità proprio nella prossima fine settimana, quindi torneranno delle piogge, tornerà ad abbassarsi la temperatura, però la storia non finisce qui. Di nuovo si va a riproporre probabilmente una fase un po' più stabile e di nuovo più calda proprio a partire dal 4 del mese. Naturalmente questi scenari, questi spaghetti possono arrivare fino ai 15 giorni da oggi, ma perdendo affidabilità, e difatti qua ci allontaniamo molto dal momento del calcolo. È chiaramente difficile dare anche delle tendenze oltre questo livello. Qui vedete difatti ancora qualche segnale di pioggia. Quindi per ora possiamo dire come finirà agosto, come inizierà settembre. Vediamo subito la prossima cartina con la situazione attuale. Questa è una carta in quota, il livello di circa 9.000 metri, che ci mostra questa depressione. Questa è la situazione attuale, quindi in corso. Questa depressione sta per scardinare un po' l'alta pressione che in questi giorni ci ha dato il sole, e si propone, possiamo vedere la carta successiva, si propone un peggioramento proprio a partire nel weekend, un peggioramento un po' più marcato. Vediamo pure la prossima carta, eccola qua, vedete la corrente a getto che è molto intensa naturalmente tra l'Islanda e le isole britanniche, ma riesce una saccatura a formarsi sul centro-nord italiano e a portare delle nuove precipitazioni, quelle che abbiamo visto dagli spaghetti. Per concludere, e andiamo alla prossima carta, ecco che di nuovo però, e qui siamo al 7 di settembre, che in proiezione dovrebbe riproporsi una nuova fase di stabilità, con l'alta pressione, con correnti orientali e con un clima di nuovo piuttosto mite, temperature che risalgono di nuovo al di sopra della media. Naturalmente questo sarà da verificare con i prossimi aggiornamenti. Oltre è inutile andare, perché quando si parla oltre i 10 giorni, 15 giorni, si va nel campo del getto del dado. Quindi io mi fermerei qua, ma comunque insomma una fase favorevole tutto sommato anche per le necessità dell'agricoltura e della viticoltura. Abbiamo visto le previsioni meteo che ci ha fornito Marco Virgilio, e adesso ci troviamo qui in un'azienda del Friuli Grave. Siamo in compagnia di Daniele Calzavara, che è consigliere nazionale di Assoenologi. Benvenuto Calzavara. Piacere. Lei ci diceva che oggi anche porta i saluti. Sì, voglio portare i saluti del Presidente Rizzi, di tutto il comitato di sezione, del collega anche Paolo Valdesolo, che è sempre stato uno degli attivi ispiratori della regione, no? Ecco, e che cosa come Friuli Grave ci attende in questa vendemmia? Come vede la qualità, la quantità? Ecco. La qualità è decisamente buona, stiamo già raccogliendo delle uve, siamo quasi alla fine del Pinot Grigio, fra poco
poi inizieremo il prosecco, abbiamo le belle malvasie, la ribolla gialla, abbiamo il friulano, ma comunque in generale varietà uve molto belle, basta che guardiamo anche questi grappoli come si presentano, a parte questa macchietta di una botta, ma le uve sono molto sane, belle. Il tempo ci ha aiutato. Diciamo che abbiamo avuto una grossa spinta a maggio, quando abbiamo avuto delle piogge e poi subito delle giornate di caldo anche un po' eccessivo per la stagione, però ecco perché siamo un po' in anticipo sulla raccolta. Ecco, questo caldo eccessivo che sapore, che gusto darà al vino? No, questo ultimo caldo, diciamo che la pianta che è intelligente, lei quando c'è troppo caldo si ferma e si riposa, respira e non fa danni. Abbiamo qualche piccolo danno da scottature su certi grappoli esposti, ma non sono un grave problema, perché come vedete anche in questo caso abbiamo molta uva all'interno protetta dalle foglie ben arieggiata. In questo caso no. Poi abbiamo degli ottimi agricoltori, vignaioli che sanno proteggere la vite quando ne ha bisogno. Ecco, come prezzi a quanto saremo secondo lei i prezzi delle uve? Diciamo che decisamente quest'anno c'è un calo dei prezzi dovuto ovviamente a un'annata buona, se non eccezionale anche da un punto di vista quantitativo. Quindi si attesteranno su che cosa? Ma diciamo che 50 centesimi, 55 fra Pinot Grigio, Ribolla possono essere questi, poi le altre varietà particolari come il Sauvignon possono valere di più, il Traminer può valere di più, ma lì parliamo di numeri molto più contenuti. Cioè tipo lì quanto potranno valere secondo me? Potranno valere 70-80 centesimi, ma ribadisco il concetto, lì stiamo parlando di quantità decisamente inferiori. Ecco, abbiamo sentito anche l'assessore parlare di Ribolla, giusto un suo pensiero sulla Ribolla, che cosa auspica per il Friuli Venezia Giulia, poi andremo da Trinco. La Ribolla gialla è un grande vitigno e lo dimostra col fatto che possiamo fare della Ribolla ferma, della Ribolla spumante, fino ad arrivare all'orange, quindi estreme diversità. È un vitigno eclettico, ovviamente sta a noi tecnici poi andarla a raccogliere nel momento giusto per ottenere quel determinato obiettivo. Io auspico una bella comunicazione al mondo della Ribolla, perché la Ribolla al momento fuori dall'Italia è poco conosciuta, anche se ha, come ribadisco, molte caratteristiche e molte potenzialità. Va bene, la ringraziamo molto signor Calzavara. Grazie a voi. E adesso andiamo da Stefano Trinco, qui dell'azienda Pietro Pittaro a Codroipo. Siamo qui nelle Friuli Grave con l'enologo Stefano Trinco, che è stato diverse volte ospite di Friuli Economy. Ringraziamo qua per l'ospitalità nell'azienda di Pietro Pittaro e parliamo un po' della situazione qua delle vendemmie. E la gente che ci vede da casa come fa a capire, quali sono gli elementi per i quali riesce a capire che c'è stata una buona vendemmia o una cattiva vendemmia, quindi che cosa si deve aspettare di bere nella bottiglia, diciamo così in modo volgare? Obiettivamente, tendenzialmente tutte le vendemmie sono una migliore dell'altra, no? Quindi se guardiamo quelli che sono i lanci di stampa, però obiettivamente l'amatore o comunque chi conosce un po' il mondo del vino si affida agli enologi, ai tecnici per capire se le annate sono grandi, anche perché c'è difformità tra zona e zona, per cui in un'annata il Friuli è eccellente e in un'annata magari il Veneto è un po' inferiore e viceversa. E forse all'interno dello stesso Friuli ci possono essere variazioni. Per cui è importante conoscere l'andamento delle annate per poi acquistare i vini nelle forme giuste, soprattutto i vini più importanti, quelli che magari devono mantenersi per anni e anni. Per cui i criteri quali sono? Innanzitutto vedere comunque l'aspetto meteorologico nel complesso dell'annata, quindi conoscere, insomma, a noi piace molto la normalità, quindi non il troppo caldo, non il troppo freddo, insomma, quindi tutte le annate devono essere tutto sommato molto lineari. Quello che ci ha detto anche Marco Vigilio per i prossimi giorni
giorni qua in Friuli, quindi le annate devono essere lineari, ok? Sì, devono essere comunque avere un agosto soprattutto abbastanza caldo, poco piovoso, meglio escursioni termiche. Beh, quello che c'è notte. stato quest'anno, Sì, tranne infatti, però forse le escursioni termiche. Mancavano le escursioni termiche, sì. Ottimo dal punto di vista qualitativo, però l'annata, però come quest'anno è mancata un po' l'acqua, insomma, quindi siamo andati un po' in sofferenza il mese di agosto, però siamo riusciti a portare ad esempio una vendemmia eccellente per i vini bianchi con delle gradazioni alcoliche abbastanza elevate e mentre per i rossi i prossimi giorni saranno veramente fondamentali e lì abbiamo l'escursione eccoli termica. qui i rossi. Questo che vitigno è? Beh, questo è un Pinot Grigio che andiamo a raccogliere nei prossimi giorni. Pinot Grigio, insomma, vitigno principale in Friuli Venezia Giulia, su una parete, insomma, sulla classica parete a Guyot, ed è fatto in modo che da produrre non moltissima uva, ma produrre soprattutto uva di qualità. Insomma. Da cosa si capisce che è un'uva di qualità o meno? Beh, vedi lo stato sanitario, sì. Quindi a occhio poi noi la giriamo, valutiamo anche che sia maturata perfettamente, perché di solito quella esposta al sole è sempre un po' più matura rispetto a quella che si trova sulla parte dove la foglia va a chiudere. Quindi però rischia delle scottature quella esposta al sole? Sì, bisogna stare molto attenti, Sì, infatti sì. Bisogna valutare, l'aspetto tecnico è fondamentale, per cui ingannate così, esporre troppo al sole potrebbe essere stato abbastanza pesante. Insomma. Quali sono delle bellissime annate che lei ricorda negli ultimi 10 anni in Friuli Venezia Giulia? Negli ultimi anni da non ricordare il 2014, tutte le altre mediamente sono state molto buone, ricordo molto bene il 2015, anche l'anno scorso il 2016, però io da spumantista dico anche il 2005 molto buona per andare nel tempo, e poi il 93, insomma ci sono state delle annate, il 2003, insomma ci sono annate dove effettivamente abbiamo fatto un prodotto di grande qualità. Ecco Trinco, chiudiamo con due domande. La prima, come mai diverse aziende vitivinicole stanno passando dal Friuli Grave alla DOC Friuli? Beh, questo è un discorso insomma molto aziendale, perché tante si rendono conto che in effetti la DOC Friuli prevede a parte una quantità maggiore di produzione in annata come questa, abbastanza abbondante e abbastanza facile sforare sul disciplinare, però le aziende cominciano a credere veramente al brand Friuli, quindi non vediamolo solo come una denominazione ma come un brand, identificano il brand Friuli, con il termine Friuli identificano una regione, per cui si presume che un prodotto griffato Friuli sia veramente un prodotto di alta qualità e anche più facilmente spendibile a livello commerciale. Poi rimarrà Le Grave come magari una denominazione di ulteriore qualità. Insomma. Ecco, chiudiamo con la ribolla. A quando, diciamo così, un brand ribolla forte, ben promosso anche fuori dai confini nazionali e che identifichi anche il territorio Friuli Venezia Giulia? Beh, si spera il più presto possibile, perché c'è la necessità, tutti noi nell'azienda qualcosina abbiamo investito a livello di ribolla gialla, chi ferma, chi nelle bollicine, certo. Però è importante adesso veramente secondo me farla conoscere all'estero, ma farla conoscere, la fai conoscere con la qualità. Prima diamoci una filosofia qualitativa. Quindi un bel disciplinare. Un bel disciplinare, ma però anche distinto? Anche distinto, perché c'è poco da parlare da tecnico, dico che effettivamente la ribolla della collina è diversa da quella della pianura, certo. Appunto. Quindi da lì si può partire, si possono fare mille progetti partendo da lì, insomma. Però le potenzialità ci sono. Ringraziamo Stefano Trinco anche per l'ospitalità, la ritroveremo Trinco a Friuli Economy prossimamente e buona vendemmia. Arrivederci a voi, grazie. Arrivederci. Siamo in compagnia dell'enotecnico Marco Lorenzo Netto, siamo venuti a trovarlo nella sua azienda qui a Friuli Latisana. Come stanno andando le vendemmie? Siamo nel pieno del lavoro, sentiamo anche i rumori dei macchinari qua a Lorenzo Netto. Sì, possiamo dire che siamo nel pieno del lavoro, sta andando molto bene, è un'annata qualitativamente e anche quantitativamente molto buona. L'andamento climatico è stato ottimale, tutta la stagione si è praticamente svolta nel migliore dei modi. Stiamo raccogliendo uve di ottima qualità e in questo momento stiamo raccogliendo ribolla gialla. Ecco, vediamo in questo momento che si stanno svolgendo che genere di operazioni? Ma questa è uva raccolta a mano, viene scaricata dall'operatore in un cassone, in un convogliatore
dove poi raggiungerà il sistema praticamente di pulizia, di raspatura, pigiatura e prenderà l'avvio alla vinificazione. Ecco, lo stiamo vedendo in diretta con le riprese di Paolo Bassi, Sì, il nostro tecnico di Telefriuli. Vediamo che adesso scarica l'uva, poi questa macchina la lavora di fatto. Allora, in particolare questa è uva glera, è atta a dare Prosecco DOC, e con il convogliatore la spostiamo all'interno di una diraspa pigiatrice nella quale provvediamo all'eliminazione del raspo e quindi la divisione tra raspo e acino, per poi premere gli acini in una rulliera di gomma, quindi si schiacciano gli acini per far fuoriuscire il mosto. Successivamente il mosto viene pompato all'interno di serbatoi idonei alla macerazione, in alcuni casi, oppure all'interno delle presse che vedete qui. Ecco, raggiungiamo magari una pressa. Lorenzo Netto, ci può parlare invece di questo calo del prezzo del Prosecco? A che cosa è dovuto? Ma diciamo che è un calo secondo me fisiologico e comunque molto sensibile, nel senso che siamo passati dall'euro 30 a circa l'euro 10, quindi la filiera si sta un po' mettendo a posto, perché gli anni precedenti era un po' troppo sbilanciata verso, secondo me, poi verso la produzione. Quindi l'equilibrio c'è, è un buon prezzo, consente di avere un ottimo reddito, non c'è nessuna preoccupazione per quanto riguarda il futuro del Prosecco. E gli altri prezzi rispetto a quello che un po' producete voi e che si produce qua nella zona Friuli-Latisana? Sì, sensibilmente diciamo che l'annata i prezzi all'ingrosso sono in lieve calo, si può quantificare dal 20 al 30%, però è dovuto anche a un aumento della quantità. Certo. Veniamo da un'annata dove si era verificata una gelata, quindi molte uve erano state perse dal gelo. Quindi c'era meno quantità e prezzi più alti, adesso invece, essendo andata meglio, è normale. Adesso ci trasferiamo quindi nel filare che vediamo qua, sempre con l'ausilio delle immagini di Paolo Bassi, e lì parleremo di ribolla e parleremo anche di viti resistenti. Allora, abbiamo raggiunto i filari qui a Friuli-Latisana, siamo sempre in compagnia di Marco Lorenzo Netto. Che cosa sono le viti resistenti e quali sono i vantaggi, Lorenzo Netto, di avere tra i propri filari questa tipologia di viti? Le viti resistenti sono delle viti che sono state ottenute per impollinazione incrociata con viti che tollerano peronospora, eoidio e altre malattie fungine. Si sono ottenute queste viti che non si ammalano o comunque si ammalano ma non regrediscono, nel senso che la malattia si manifesta, la si vede, ad esempio la peronospora, però non è invasiva, nel senso che non porta necrosi delle foglie, quindi la pianta continua a vivere. Ecco che diventano molto interessanti soprattutto per le produzioni biologiche, perché avere facilità nella difesa fitosanitaria è molto importante. Significa anche dover risparmiare sull'utilizzare trattamenti chimici di fatto? Sicuramente sì, si risparmia sui prodotti fitosanitari, ma soprattutto si evitano anche molti interventi, quindi si tratta di fare 4, 5, 6 trattamenti al massimo contro esattamente il doppio sulle viti convenzionali. Ecco, ci mostra queste viti che ci ha detto non sono resistenti. Ma questo è un Chardonnay? Sì. E ormai questa uva è dai primi di luglio che non viene trattata con i prodotti fitosanitari, infatti si vede, ecco la Vespa qua che va giustamente a prendere un po' di nettare, sì. di mosto dolce, ecco. Le viti resistenti, dicevo, sono ottime soprattutto per questa salubrità dell'uva. E invece sulla ribolla gialla, secondo lei che cosa andrebbe fatto che ancora manca per valorizzare questo prodotto made in Friuli, Venezia Giulia? Ecco, la ribolla gialla è uno dei vitigni sui quali Friuli Venezia Giulia conta molto, e diciamo che la pianura ha un'estensione vitata di circa 1700 ettari, quindi ci sono parecchie viti messe a dimora. Dobbiamo essere bravi a venderle, quindi è importante che ci venga fatta un'azione di promozione molto forte. E che chi dovrebbe farla questa azione? Ma le aziende stesse sicuramente, però diciamo che le istituzioni potrebbero contribuire molto per poter fare delle azioni anche più mirate, più strutturate, perché sì, noi aziende lo facciamo ogni giorno, promuoviamo ogni giorno i nostri prodotti. Ovviamente sì, abbiamo l'OCM Vino che è un buon strumento, però secondo me a livello mediatico è importante che venga fatto proprio a livello istituzionale, insomma una promozione molto molto importante. Ecco, ma secondo lei la differenza pianura-collina si riuscirà a, diciamo così, trovare un compromesso oppure no? Alla fine, il suo commento secco? Ma sicuramente sì. Va detto che insomma, le produzioni in base al territorio dove sono hanno delle peculiarità differenti. Secondo me non c'è una più buona o una meno buona.
Forse due disciplinari diversi potrebbero risolvere i problemi. All'interno della stessa DOCSI potrebbero essere, e comunque io sono per la collaborazione, per l'unione, per andare avanti insieme, fare le cose e quindi cercare di riuscire nei nostri progetti. Ecco, quindi la divisione sicuramente non porta a un successo. Bisogna lavorare insieme e cercare insomma di comprenderci e far squadra. Bene, ringraziamo Marco Lorenzo Netto. E adesso, sempre con l'ausilio di Paolo Bassi, andiamo nella tenuta sempre di Friuli Latisana di Baccichetto e intervisteremo anche questa persona sulle vendemmie 2018 in Friuli Venezia Giulia. L'avevamo promesso prima, mentre eravamo nella tenuta di Marco Lorenzo Netto, che saremmo venuti qua a intervistare Alessandro Baccichetto, enologo. Siamo sempre nel contesto del Friuli Latisana, siamo nel pieno delle vendemmie, anche se siamo a fine agosto. Baccichetto, come stanno andando le vendemmie qua nella situazione Friuli Latisana? Buongiorno a tutti, ormai siamo nel pieno della vendemmia, diciamo un andamento stagionale direi pressoché ottimo. Ci sono state le piogge al momento giusto, quasi sempre fino alla metà di luglio. Poi c'è stato questo periodo di siccità che si è inoltrato fino a Ferragosto e questo ha portato a una sanità delle uve che è difficile avere un'annata come quest'anno. Quali ricorda sono andate così bene nel passato? Francamente, con una sanità del genere non me la ricordo, minimo 7-8 anni fa. Quale sarà il sapore del vino prodotto qua nel contesto Friuli Latisana? Allora, quando c'è un'uva... Parliamo di bacca bianca. Bacca bianca. Quando abbiamo una sanità delle uve come questa, il 99% del lavoro è già fatto. Quindi anche l'enologo si trova un prodotto in mano che è praticamente perfetto e di conseguenza il vino sarà altrettanto perfetto, quindi con i suoi profumi non ci sono delle fermentazioni deviate, delle cose che possono disturbare, quindi non mi sbilancio ancora perché è troppo presto, ma sicuramente è una grande annata secondo me questa. Ecco, parliamo invece un po' di prezzi, Baccichetto. Come sono andati i prezzi per quanto riguarda i vini bacca bianca e come quelli dei vini bacca rossa? Notiamo, come abbiamo visto anche un po' prima, che va molto forte qua nel contesto di pianura la bacca bianca. Allora, diciamo che come prezzi abbiamo esattamente la situazione inversa dell'anno scorso, perché l'anno scorso avevamo un 30% in meno di produzione e quindi i prezzi erano saliti molto. Quest'anno, logicamente, abbiamo, non dico un 30% in più dell'anno scorso, però diciamo che quest'anno è un'annata normale, sì, secondo me. In cui praticamente non si perde uva e tutta diventa vino. E la fioritura, il germogliamento è andato tutto bene, quindi diciamo che questa sarebbe un'annata normale con un 5, un 10% in più diciamo, rispetto alla media. Cosa è successo? Che con un 30% in più dei prezzi dell'anno scorso, quest'anno i prezzi hanno avuto un crollo perché con tanta produzione è logico che parliamo un po' di prezzi, sì. Se l'anno scorso eravamo a 1,30 € sul Prosecco, quest'anno siamo dai 95 a 1,05 €, questa è la forbice, però dobbiamo ancora iniziare a vendemmare Prosecco e sembra che il trend sia ancora un po' in calo. E la ribolla e altri bianchi? E la ribolla, se devo dire la verità, ancora peggio, perché l'anno scorso la ribolla, parliamo 1 litro di vino, si poteva vendere a 1,70 €, 1,80 €, quest'anno siamo già a 90 centesimi. Quindi diciamo che sulla ribolla la cosa è stata ancora più pesante. Pinot Grigio, che sembrava che dovesse esplodere, questa Dog delle Venezie, 1 litro di Pinot Grigio l'anno scorso si poteva vendere 1,20 €, 1,25 €, quest'anno stiamo parlando di 70-75 centesimi. Quindi c'è un crollo che è importante. Ma invece per quanto riguarda i rossi, come stanno andando i rossi qua nel contesto Friuli Latisana? Ecco, diciamo che il calo dei prezzi ha interessato soprattutto le varietà che ormai sono il 3/4 dei vigneti del Friuli, cioè Glera, Prosecco, Pinot Grigio e Ribolla Gialla. I bianchi, diciamo. I bianchi, volgarmente detti. Paradossalmente i rossi, che sono sempre stati quelli che hanno avuto maggiori prezzi più bassi, sempre stati disprezzati, oggi
un chilo di Merlot o un chilo di Cabernet Franc si può pagare anche 50-60 centesimi contro 40-45 centesimi che si paga un chilo di Pinot Grigio. Quindi sembra una cosa assurda, però è così. Apprezziamo la sua sincerità, Baccichetto. Una battuta sulla ribolla, anche a Friuli Economy, anche con la collaborazione di Paolo Valdesolo. Abbiamo parlato tanto di questa ribolla da 1 anno e mezzo, fra un po' 2, ma come andrà a finire la questione della ribolla fra disciplinari, pianura, collina, fra promozione estera? Come la vede lei? È ottimista, pessimista? Come la vede? Dopo un anno che se ne parla sono un po' pessimista. Anche più di un anno almeno a Telefriuli. A Telefriuli anche più di un anno, e quindi siamo, perché io parlo anche per gli altri produttori, siamo un po' pessimisti. L'unica nota positiva è che quest'anno, per fortuna, le prime rivendicazioni che si faranno in provincia di Udine alla ribolla gialla sarà Venezia-Giulia. Quindi questo è un primo passetto, però come abbiamo visto, come le ho detto prima, per i prezzi non basta. Bisogna che se la ribolla non viene blindata al più presto, non dico che farà la fine del Toccai, ma poco ci manca. Questo è il problema. Ringraziamo Baccichetto, saremo lieti di averla a Friuli Economy anche prossimamente per parlare di ribolla, ma anche di tanti altri temi del settore vitivinicolo, e adesso ci trasferiamo presso un'altra situazione territoriale, andremo a Carlino e quindi a tra pochissimo sempre qui a Friuli Economy. Siamo nel cuore della zona Friuli-Ania con il presidente DOC Friuli-Ania ed enologo Sergio Bortolusso. Fra la zona di Aquileia e quella di Friuli Latisana c'è il vostro territorio, 18 le imprese vitivinicole che ne fanno parte. Quali sono le produzioni, soprattutto immagino nei bianchi, più vocate di questa zona? Sì, la zona DOC Friuli-Ania, essendo una piccola zona e l'ultima nata, ha puntato molto soprattutto sulle qualità di uve bianche e principalmente sugli autoctoni, di cui abbiamo il friulano, abbiamo il Malvasia, che è un vitigno che da noi, dato che la posizione geografica lo favorisce molto, diventa un prodotto molto importante, e poi adesso abbiamo anche iniziato a coltivare la ribolla gialla, soprattutto per la spumantizzazione. Ecco, tra i rossi che cosa avete come produzioni, Bortolusso, qua nella zona friuliana? Allora, nei rossi abbiamo prettamente, anche sotto l'aspetto ambientale, gli autoctoni, di cui il Refosco Peduncolo rosso, poi abbiamo direttamente i classici internazionali, il Merlot, il Cabernet Franc, il Cabernet Sauvignon, e diciamo che possiamo avere anche qualcosa di particolare anche come Franconia e Pinot Nero. È la fine di agosto, Bortolusso, come stanno procedendo le vendemmie per quantità e qualità? Come sarà il vino che tra poco imbottiglierete? Quest'anno è un'annata molto anomala, molto particolare, va bene che veniamo fuori da già un 5-6 annate con questo tipo di precocità. La primavera è andata via molto bene, ha anticipato molto il discorso della maturazione delle uve. Le uve adesso siamo neanche a fine agosto e sono mature. Noi abbiamo iniziato con i più precoci, che sono il Pinot Grigio, abbiamo iniziato con del Pinot Bianco e adesso inizieremo con un po' di base spumanti, tipo la ribolla gialla con un po' di Chardonnay. E per quanto riguarda i prezzi per i bianchi, come vi attesterete? Ci sarà anche qui, come abbiamo visto per Friuli Latisana e anche per la zona precedente, quella Friuli Grave, un calo? Lì si parlava di un 20-30% di calo per i bianchi. Sì, siccome abbiamo un'annata che sotto l'aspetto quantitativo, diciamo, è molto florida ed è buona. Sotto questo aspetto, chiaramente adesso in questo momento c'è un piccolo calo di circa un 10-15% dei prezzi rispetto all'andamento normale. E i rossi invece? Stanno tenendo ancora il prezzo e diciamo per adesso c'è un buon segno. Ricordiamo più o meno nella vostra zona, quelli Friuli-Ania, circa il 70% sono bianchi, il 30% rossi, ci diceva. Esattamente. Sì. Il nostro territorio è molto vocato per avere, diciamo, come ripeto e come dico sempre a tutti, che in questa zona, avendo questa mineralità e questa particolarità di territorio, nei bianchi manifesta sul bicchiere dei gusti che veramente sono singolari, ecco.
Ecco, bene, allora adesso ci trasferiamo lì nell'azienda agricola e da lì avremo anche una panoramica ulteriore dei filari qui nella zona di Friuli Ania. All'ombra dell'ultimo sole s'era assopito un pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. Venne alla spiaggia un assassino, 2 occhi grandi da bambino, 2 occhi enormi di paura, erano gli specchi di un'avventura. E chiese al vecchio dammi il pane, ho poco tempo e troppa fame. E chiese al vecchio dammi il vino, o se te sono un assassino. Gli occhi rischiuse il vecchio al giorno, non si guardò neppure intorno, ma verso il vino spezzò il pane, per chi diceva ho sete o fame. Le immagini di Paolo Bassi che riprendono i filari qui nella zona Friuli Ania. Siamo in compagnia dell'enologo e presidente della DOC Friuli Ania Bortolusso. Bortolusso, abbiamo parlato prima con i responsabili di Friuli Grave, con quelli della Friuli Latisana, ma anche qua c'è un tema, cioè di aziende vitivinicole che abbracciano sempre di più la DOC Friuli. Beh, sicuramente la DOC Friuli diventa importante, soprattutto per quelle aziende che fanno dei numeri importanti. Io comunque faccio parte della commissione della DOC Friuli e chiaramente sono stato uno dei fautori e protagonisti di creare questa zona DOC per dare le possibilità alle aziende grosse di avere più struttura e più potenza nel mercato. Soprattutto nella grande distribuzione, quindi, cioè poter andare verso la grande distribuzione organizzata. Un cappello legato a Friuli diventa importante perché riconosce un territorio che è il nostro territorio sotto l'aspetto di tutti gli altri. Certo, anche della qualità e via discorrendo. Ma per quanto riguarda invece un altro tema molto delicato, ma anche chi riconosce il Friuli rispetto agli altri, il Friuli Venezia Giulia rispetto agli altri, la ribolla gialla. Lei come la vede? Perché c'è una situazione qua legata un po' a chi produce in collina, a chi produce in pianura. È evidente che quantità e particolarità del vino sono differenti, quindi come si può, diciamo così, sanare la situazione magari con 2 disciplinari diversi? Come la vede lei, ecco, Bortolusso? Oddio, storicamente la ribolla gialla sappiamo tutti che è stata sempre coltivata in collina, nella zona DOC Collio e Colli Orientali, è lì che praticamente poi ha avuto, diciamo, il protagonismo massimo. Chiaramente è un vitigno che si presta molto bene, diciamo, anche per la spumantizzazione, perciò facciamo riconoscere un vitigno importante, già storico e vecchio, che automaticamente lo possiamo dare più forza, dare più sostanza, facendogli fare anche la spumantizzazione, e a questo punto, sotto l'aspetto di mercato, diventa un fiore all'occhiello per tutto il Friuli Venezia Giulia. Ecco, ma lei che prospettive vede per la ribolla? Positive o negative alla fine? Perché se ne parla da diverso tempo, però ancora non si è arrivati a una sintesi effettiva. Io lo vedo che sicuramente sarà una bella chance per noi, perché giustamente adesso quello che fa da protagonista è il Prosecco, però noi col Prosecco... Che vediamo che è in calo di prezzo adesso un po'. Chiaramente, perché intanto, diciamo, i numeri sono molto grandi e molto diciamo, importanti, però automaticamente facendo riconoscere di più il nostro territorio friulano, ripeto, avremo bisogno che la ribolla diventi protagonista per questo motivo, perché così riusciamo a far fronte a un mercato che se no siamo sempre in mano ai veneti, purtroppo, col discorso del Prosecco. Ecco che avremo una chance nostra regionale. Fatta dalla ribolla gialla. Bene, ringraziamo per l'ospitalità Bortolusso, buona vendemmia e avremo piacere di avere la nostra ospite anche a Friuli Economy negli studi di Telefriuli. Grazie. Grazie. Arrivederci. Grazie mille.
qui nel territorio Friuli-Aquileia, in compagnia del presidente del consorzio Franco Clementin, si conclude il tour di Friuli Economy sulle vendemmie 2018 in Friuli Venezia Giulia. Intanto grazie per l'ospitalità, Clementin, qua dell'azienda Broili. Grazie anche a voi della vostra presenza sicuramente. Ecco, come stanno andando Clementin le vendemmie qua in questo territorio di cui lei è il presidente del consorzio? Anche qui in questa parte di pianura le vendemmie sono iniziate molto presto, siamo abbastanza avanti con le uve a bacche bianca naturalmente. È iniziato prestissimo, purtroppo, dico io purtroppo perché non è una stagione adatta per le vendemmie, ma il clima è sicuramente cambiato e quindi la maturazione ormai era troppo evidente, la mancanza d'acqua anche, e questo ha fatto sì che gli operatori, i miei colleghi, io stesso, noi stessi siamo affrettati ad iniziare le raccolte. Troppo caldo? È troppo caldo e poca acqua naturalmente. Chi ha la possibilità, chi ha impostato i vigneti per le irrigazioni aveva qualche problema in meno, ma da queste parti che ci sono ancora aziende medio-piccole che non hanno tutte la possibilità di irrigare, certamente ha creato qualche squilibrio. Ma lo stato sanitario delle uve qual è? È uno stato buono tutto sommato, non ci sono grandissimi problemi, non ho sentito colleghi che si lamentavano di questo. Più che altro il caldo, l'equazione caldo, zuccheri e quindi alcol non è sempre esatta, ci deve essere un equilibrio, una correttezza delle uve, dei valori delle uve, e questo è dato da un clima che deve essere giusto. Che gusto ci si aspetta dal vino che producete qua a causa di tutto questo caldo? Sicuramente i primi dati sono comunque confortanti sia dal punto di vista della presenza di zuccheri e quindi nella trasformazione in alcol, sia anche dei valori delle acidità, perché l'acidità è quella che poi dà lunga vita al vino, al prodotto. Ci sono acidità tutto sommato buone e c'era questo rischio che non fosse così, in realtà c'è questa possibilità e ci si aspetta comunque un vino tipico nostro, della nostra pianura, che è un vino fresco, giovane, che si beve bene, che ha la giusta durata e che ci permette di fare sempre bella figura. Ecco, parliamo un po' di prezzi, partiamo dai bianchi, se ci può dire un po' quali sono i prezzi delle uve e dei bianchi e se c'è stato un calo, un aumento, se sono stazionari rispetto alla scorsa vendemmia, quindi al 2017. Ma purtroppo per i miei colleghi che vendono l'uva, perché ovviamente ci sono aziende che trasformano la propria uva, aziende che vendono l'uva, aziende che acquistano anche uva e anche in questa parte del Friuli. Sicuramente chi vende l'uva quest'anno sconta delle problematiche legate ai mercati internazionali sicuramente e anche a una grande produttività di prodotto che c'è quest'anno. Sì, quindi tanta quantità, quindi il prezzo scende. Esattamente, difatti i prezzi sono decisamente scesi su tutti i fronti, soprattutto parliamo di Pinot Grigio, parliamo di uve di Chardonnay, di Pinot Bianco, mentre tengono molto bene gli aromatici. Ma quando parliamo di Pinot Grigio, di Chardonnay, e adesso le uve a quanto sono? Ma ognuno è un po' un segreto anche questo, che le aziende gelosamente, giustamente... Sveliamolo generalmente, cioè che fascia c'è, senza essere precisi e spaccare il centesimo. Le forbici vanno dai bianchi dai 55 ai 65 centesimi, con le eccezioni degli aromatici che sono un po' più altini, mentre le uve rosse abbiamo sui 50-60 centesimi, mediamente si gioca tra i 5 e i 10 centesimi un po' tutte le uve. Poi ci sono gli accordi che si fanno a livello personale sulla qualità, perché chi ha una qualità di eccellenza riesce a spuntare decisamente un prezzo più alto. Certo. Di rossi qua che varietà avete? Qua sicuramente il Refosco, che è la parte più storica, più nobile che abbiamo qua in coltivazione, su cui anche la prossima settimana ci sarà la festa, il 2 settembre c'è la festa del Refosco a Scodovacca, e poi abbiamo il Cabernet Franc, una piccola parte di Cabernet Sauvignon e molto Merlot. Siamo in chiusura, Clementin, parliamo invece un po' di ribolla. Siamo in una zona chiaramente di pianura, con le immagini di Bassi lo possiamo vedere molto bene, però indubbiamente anche qua viene prodotta ribolla, magari non così tanta, però qual è un po' la vostra visione sul futuro di questa importante produzione del Friuli Venezia Giulia?
Ma noi stessi, noi colleghi, chi ha incominciato a produrre questa varietà d'uva, siamo fiduciosi e siamo sicuri che avrà un buon successo. È un vino, è un'uva che poi diventa vino, autoctona nostra, che si presta anche a una spumantizzazione, naturalmente. Sulle colline si fanno vini fermi, si fanno anche qua naturalmente, però tanti colleghi hanno un occhio a questa tipologia di produzione che è la spumantizzazione, quindi un vino mosso che sta avendo un successo. Ovviamente sull'onda di altri vini che hanno questo tipo di vinificazione, ecco, però da noi ci stiamo credendo e stiamo lanciando, siamo in diversi che abbiamo questa produzione. Si parte con numeri molto molto limitati, perché giustamente bisogna dare il tempo alla gente di capire, di conoscere, e noi ci stiamo facendo apprezzare per la professionalità che le nostre aziende abbiamo in questo territorio. Ecco, l'adesione in questa zona alla DOC Friuli qual è? Buona, anche qua ci crediamo in questa denominazione, che mi auguro sfoci anche in un consorzio. Ci stiamo lavorando anche come consorzio delle DOC, io faccio parte anche naturalmente del consorzio delle DOC come rappresentante. Per arrivare fino a un consorzio delle DOC unico del Friuli Venezia Giulia, quantomeno che abbia tutti, meno che magari qualcuno. E questo è un tema sindacale molto attuale, ci stiamo parlando. E lei come la vede che andrà a finire? Ma pur rispettando le varie zone storiche che ci sono, ed è giusto che ci siano, e la cultura dei territori, e questo è anche il bello, no? Nel diverso secondo me si cresce, è giusto che ci sia a livello regionale una struttura che sovraintenda anche alla burocrazia, e di questo si parla, anche alla promozione. So che anche la regione sta molto attenta a queste tematiche, laddove l'unità e l'insieme dei produttori e dei progetti deve superare i campanilismi che ci sono. Bene, ringraziamo Franco Clementin e ringraziamo soprattutto anche Paolo Valdesolo che ha organizzato le interviste e diciamo questo tour delle vendemmie in Friuli Venezia Giulia che abbiamo realizzato poi per Telefriuli io e Paolo Bassi. E sempre la seconda parte sarà invece a metà settembre, la puntata del 12 settembre con altre zone, il Collio e i Colli Orientali, e a tutti voi una buona serata con le trasmissioni di Telefriuli.